Mario Pardo, patron della fiera Salleone Expo, anche quest'anno un momento di incontro per espositori e per movimentare il tessuto economico cittadino e non solo. Sì, abbiamo recuperato questo spazio l'anno scorso facendo ritornare la fiera a Salleone dopo diversi anni di assenza. L'anno scorso è andata bene agli espositori, a chi ci ha dato fiducia. Quest'anno abbiamo riproposto la manifestazione con una presenza al 60% di espositori che hanno confermato rispetto allo scorso anno, un 40% di nuovi espositori come fisiologicamente nella norma. E insomma, oggi apriamo e siamo abbastanza soddisfatti di quello che sarà l'offerta complessiva che quest'anno offriremo ai nostri visitatori. Mario Pardo, lei non è nuovo a queste iniziative, ma Agrigento è una città che ha sete di questi eventi? Ma devo dirti che il commercio si è modificato non poco, quindi si risente molto del web, è il canale che più di tutti insidia, diciamo, le attività residenti. Però sto notando che i commercianti, gli espositori, chi produce servizi stanno modificando la loro offerta, tarandola su prodotti non reperibili sul web o non reperibili a condizioni di mercato favorevoli. Insomma, si sta attrezzando poco alla volta, è una fase di transizione complicata. Secondo me le aziende che riusciranno a gestirla sopravviveranno, molte potrebbero anche scomparire purtroppo. E la realtà economica rispetto a queste attività com'è ad Agrigento e in provincia? Beh, diciamo che soffriamo terribilmente un momento di stanca che dura ormai da una decina d'anni e dal quale non penso siamo ancora usciti. Lo notiamo perché gli espositori, pur essendo disponibili a sacrificarsi, a fare una manifestazione che ha i suoi costi, perché oltre al costo del noleggio dello stand hanno i loro costi di doversi spostare anche da fuori, comprare moquette, insomma allestire il loro stand. Diciamo, cercano un po' di economizzare quanto più possibile anche su qualunque spesa, soprattutto quella del noleggio degli stand. In questo senso noi abbiamo praticato una politica light, si dice modernamente, abbassando molto i costi di produzione. L'azienda vitivinicola Tenute Cuffaro è all'Expo di Salleone, ha portato una produzione di tutto rispetto. Che cosa? Allora, la nostra azienda è ubicata nel comune di Agrigento e ciò che diciamo che rispecchia tutto il potere, diciamo, vitivinicolo del comune di Agrigento. Tra l'altro la zona Fauma è una zona potenzialmente vocata al settore viticolo che offre ottimi vini. Noi, essendo, per rappresentare meglio ancora la nostra regione, produciamo tutti i vini autoctoni. Parliamo vini tipicamente siciliani, tra cui il Catarratto, che abbiamo due etichette, un vino frizzante al naturale a Netti e un vino fermo, un Insolea e due Nero d'Avola. Come mai avete scelto di partecipare a questa fiera? Abbiamo fatto l'esperienza l'anno scorso ed è andata bene e quindi abbiamo voluto ripeterla. Questo è un prodotto ceramico che fa parte della nostra tradizione artigianale siciliana. Io lavoro in questo campo da 15 anni, mi sono formata a Caltagirone e l'attività va bene da 15 anni che ho un negozio e procede.